Una cerimonia, quella di oggi, che è voluta per salutare Goletta cattolica, che vediamo dietro le nostre spalle, riportata al suo originale splendore, forse addirittura migliorata dopo ben 3 anni di restauro e oltre 100 ore di lavoro, cioè 10.000 ore di lavoro, scusatemi. Una quantità incredibile di opere che sono state fatte per riportare Goletta alla possibilità di tornare a solcare le acque e di fare ciò che era inizialmente la sua attività. Goletta negli anni ha avuto numerose destinazioni d'uso, è stata utilizzata per trasporto merci, per trasporto armi e munizioni durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è sempre stato un punto di riferimento per attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, nonché di educazione ambientale. Iniziamo quindi la cerimonia con i saluti da parte del sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Buongiorno a tutti, per me è un onore portare questo saluto qui nel comune di Rosolina, l'isola di Albarella fa parte, è una frazione, ma il saluto che vi do di benvenuto nel parco del Delta del Po Veneto. Un particolare ringraziamento per la presenza al nostro presidente della regione Veneto, l'onorevole Luca Zaia, al prefetto e a tutti voi qui intervenuti. Quest'oggi la giornata ha un significato particolare. È un significato di una consapevolezza. Noi abitiamo nella terra umida più bella d'Italia, ma sappiamo benissimo che la bellezza è proporzionale alla fragilità del nostro territorio. E quest'oggi diamo alle nuove generazioni un messaggio molto importante, perché Goletta Verde, la Goletta Cattolica, che sarà destinata ad aula didattica, avrà un compito ben preciso, quello di educare, di trasmettere un messaggio di rispetto ambientale, un messaggio importante per quanto riguarda la sostenibilità. E noi lo possiamo fare attraverso soprattutto le nuove generazioni, e perciò chi avrà la possibilità di partecipare, di salpare, di visitare la nostra Goletta, quando ci saranno anche la formazione stessa, avrà proprio questo dovere, quel dovere che abbiamo noi di educare al rispetto ambientale. Perciò io ringrazio da subito l'intuizione dell'ente parco, della Fondazione Cassa di Risparmio, per questa bellissima iniziativa, un'iniziativa importantissima e che darà sicuramente tante soddisfazioni a tutto il parco del Delta del Po e a tutti noi. Perciò grazie per il vostro intervento e buon proseguimento di giornata.